Fino alle 13 di oggi sul treno della salute per tutto il giorno al binario 3 della stazione di Conegliano erano salite 40 persone. A loro il convoglio dei medici con l'Africa QAM e Ferrovieri con l'Africa, realizzato con il supporto della Direzione Prevenzione della Regione del Veneto e Trenitalia, ha offerto servizi sanitari di base come la misurazione del colesterolo e della glicemia, consulenze mediche ed anche un elettrocardiogramma se ritenuto necessario dai sanitari. In un caso si è rivelato un salvavita. È stata identificata una signora che nel lontano 2009 ha effettuato un ECG. Al tempo non era stata riscontrata alcuna anomalia, il tracciato sembrava apparentemente corretto e senza problematiche. È salita a bordo del treno per effettuare tutto il percorso di visita e il nostro cardiologo Alfredo Danesa, un po' il pilastro della parte dell'attività cardiologica a bordo del nostro treno, ha effettuato nuovamente l'ECG a differenza di 13 anni e ha riscontrato, fortunatamente dopo un'analisi minuziosa e accurata del tracciato, un'anomalia. A fermarsi al convoglio per chiedere un esame o anche soltanto un consulto persone di tutti i tipi, anche lavoratori in servizio presso la stazione. Abbiamo avuto delle famiglie, sono ancora alle mie spalle pronti per aspettare il loro turno, abbiamo avuto molti anziani, molti nonni, alcuni anche addetti alle pulizie qui di FS, quindi anche il mondo di Trenitalia è attivo e partecipa in questa iniziativa. Nelle giornate di domani e dopodomani il treno sarà a Treviso per partire poi sabato 15 alla volta di Portogruaro.